Benvenuti al Palasport, benedetti amici sportivi appassionati di pugilato, e questa è la storica 30ª edizione del Memorial Mario Vecchiato, impegnati sul ring allestito dall'Associazione Pugilistica Udinese, due schoolboy, due ragazzi giovanissimi, partito dall'angolo blu il rappresentante della Gold Academy Iari Bonacina contro colui che è partito dall'angolo rosso, vale a dire l'atleta del Rovereto, Luis Vela. Schoolboy giovanissimi, sono ragazzi ancora alle prime armi, ma siamo già in grado di vedere quantomeno dell'ottimo dinamismo degli scontri, delle serie, dei ripetuti jab dritti. I ragazzi non se le stanno risparmiando, stanno dando anche spettacolo. Questo è il primo incontro di una serie di 12 match nel programma del 30° Memorial Mario Vecchiato. È ormai un appuntamento fisso, è ormai una meravigliosa consuetudine per tutti gli appassionati di pugilato, friulani e non. Pugilistica udinese che, chiusi i fasti del professionismo legati soprattutto a Nicola Ciriani, che ci auguriamo di vedere, di ritrovare al più presto all'attività agonistica. Un abbraccio, un saluto anche al magico Nick, che tante soddisfazioni, tante emozioni ci ha regalato in questi ultimi anni. 3 titoli italiani, 2 da medio massimi, 1 da peso cruiser, una carriera importante quella di Nicola Ciriani. Adesso la pugilistica udinese, con una precisa scelta di campo dettata anche dall'indirizzo indicato dal presidente Leonardo Zalateu, da Alessandro Zuliani, da Gianluca Caligaro, da Gianni Stroppolo, da tutti gli amici del sodalizio cittadino, ritrovano la via del dilettantismo puro, ritornano nelle origini, come hanno titolato i giornali, come ha spiegato anche la società udinese negli ultimi tempi, con comunicati e con tutta l'attività di promozione per questo evento. Si torna alle origini, tanti incontri di dilettanti, soprattutto ragazzi, si punta al vivaio, si punta a ricostruire e a riattivare anche una scuola pugilistica che in Friuli ha dato i natali e ha sviluppato carriere di atleti importanti, per non dire clamorosi, per non dire di respiro internazionale e mondiale. Uno su tutti, proprio Mario Vecchiato, campione europeo nel massimo momento della sua carriera, udinese puro sangue. Qui Vela e Bonacina, entrambi aggressivi, nessuno si risparmia, tanti colpi. I giudici a bordo campo stanno segnando sul loro tabellino. Eccolo qua, un altro ottimo montante al volto da parte di Bonacina. Si corre e si combatte sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo l'una. Adesso comincia a serpeggiare un minimo di stanchezza, ma comunque Bonacina e Vela insistono nella loro azione, forse perdendo un minimo di lucidità. Adesso stanno gli ultimi 10 secondi della seconda ripresa. Chiude all'angolo, l'ultimo colpo è arrivato dopo il gong. Quindi si chiude anche la seconda delle 3 riprese dell'incontro tra Vela e Bonacina. Gli applausi del pubblico del Palasport Benedetti.
13 e 14 anni hanno questi ragazzi, uno nato nel 2005 e l'altro nato nel 2006, quindi giovanissimi. Apprezzabile la loro grinta, la loro determinazione, la loro voglia di mettersi in evidenza in un evento così importante. E allora fuori i secondi, ultimo round. Luis Vela, Jari Bonacina, due ragazzi schoolboy, appena teenager questi due atleti. Chiuso alle corde Vela, che poi però si riscatta e a sua volta scivola, però, per cui l'arbitro chiede di non tenere conto del colpo ottenuto. Forse anche una leggera spinta da parte di Bonacina. Ancora un richiamo da parte dell'arbitro e avanti che si riprende con i due ragazzi. Viene chiuso adesso all'angolo Vela. L'arbitro richiama Bonacina, non si può colpire con il polso interno. Ancora l'attacco Vela, prova a legare Bonacina, gli separa l'arbitro. Ultimi frangenti del primo match del 30° Memorial Mario Vecchiato. Con un richiamo per Bonacina, è andato a guantone aperto, un gancio destro del rappresentante della Gold Academy. Molto sollecitato l'arbitro questo primo incontro. Adesso prova anche a legare Bonacina, forse perché sa di essere leggermente in vantaggio. Vediamo un po'. Sono un po' indeciso su a chi assegnare questa ripresa e di conseguenza anche il match. Forse leggermente in vantaggio Bonacina, ma si tratta veramente di inezie. Entrambi i pugili hanno disputato un match su alte frequenze. Tecnicamente avranno modo di migliorare ancora parecchio, ma di sicuro le basi di entusiasmo, di impegno, di determinazione e forse anche le basi atletiche sono di buon livello. E arriva anche il momento del verdetto. Parità tra i due e direi che è giusto così. Si abbracciano Luis Vela e Jari Bonacina. Io avevo visto leggermente in vantaggio Bonacina, ma ritengo assolutamente condivisibile la decisione degli arbitri. Parità nel primo incontro del Memorial Vecchiato. Secondo incontro al Parasport Benedetti, 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato. Parte dall'angolo blu Reynold Sanchez, rappresentante del team di Rovereto. All'angolo rosso Lorenzo Barison del Union Box Mestre 1948. Si tratta di due ragazzi categoria junior. La distanza sulle 3 riprese da 2 minuti l'una. Ancora fase di studio, anche se Sanchez che prende il centro del ring e prova a controllare l'inerzia del match, con Barison che bada a difendersi stretto anche dal corde. Adesso prova ad uscire il mestrino, ma è sempre Sanchez che insiste. Leggermente più alto Sanchez, quindi ha una lunghezza di colpi superiore. Poi lega invece Barison, che comunque sa difendersi bene e ha delle buone caratteristiche fisiche, in grado di competere contro l'avversario.
Ancora nessun colpo di particolare rilevanza a segno. Prova ad uscire con una combinazione Balison. Sanchez sfugge indietreggiando. Poi tenta un paio di jab. Eccolo qua al sinistro di Balison, non preciso, per cui l'ha evitato Sanchez con uno scarto all'ultimo momento. Ancora un jab di Balison che con questo sinistro sta dando fastidio all'avversario. Eccolo un altro destro, gancio montante, anzi destro al volto. Bene Balison in questo frangente. Prova a reagire Sanchez con 2 jab. Balison viene richiamato dall'arbitro, non deve abbassare troppo il volto e termina la prima ripresa. Direi che a livello di punteggio forse Balison ha messo a segno un paio di colpi più efficaci, più precisi. Vediamo un po' cosa dirà poi il tabellino dei giudici, che è quello che conta. Seconda ripresa da 2 minuti per Lorenzo Balison e Reynolds Sanchez. Sanchez in blu, Balison in rosso. Secondo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiatto di pugilato, l'evento principale a segno organizzato dalla pugilistica udinese. A segno Balison con un altro colpo d'incontro. Sanchez è più aggressivo, più dinamico, fa un movimento maggiore. Balison però è più preciso. Adesso chiede anche l'intervento del proprio angolo Balison, perché cosa è successo? Si era dimenticato il paradenti. Errore di inesperienza, capisco Balison, ma magari all'angolo forse potevano accorgersene prima. Poi nella foga agonistica, nella trance agonistica, Balison si è reso conto che forse mancava qualcosa. Adesso ancora colpi d'incontro del maestrino. Sanchez prova ad allungare, ma ancora un destro di Balison ricaccia indietro l'avversario. Mi piace molto l'impostazione di Sanchez, impostazione tecnica. Balison ha una guaglia un po' più aperta. Sono 2 stili diversi da parte dei pugili. Ancora un colpo di Sanchez. Balison prova ad uscire, ma è Sanchez che tiene il centro del ring. Questi jab di Balison hanno dato fastidio a Sanchez nella prima ripresa. Adesso Sanchez prova ad allungare con decisione, a chiudere all'angolo l'avversario. Svicola Balison, poi lega con un pizzico di esperienza utile a evitare guai peggiori. Sanchez ancora aggressivo, non entra al destro, non entra al sinistro, poi un destro, un jab al volto, un po' scomposta la difesa di Balison. Sanchez sa che forse nella prima ripresa era sotto e quindi in questo secondo round ce la mette tutta per provare a risalire la china.
Terza ed ultima ripresa tra Badison dall'angolo rosso e Sanchez dall'angolo blu. Categoria junior per questi due atleti, uno trentino e l'altro mestrino. Entrambi sono pugili al limite dei 57 kg di peso, quindi pesi leggeri probabilmente diventeranno dei pesi medi nel corso della loro carriera. Bene Sanchez che chiude il collo dell'avversario, poi lo chiude all'angolo, Badison costretto a difendersi, ancora Sanchez richiamato, ha colpito con un sinistro l'avversario prima, anzi dopo il richiamo dell'arbitro. Occhio a Badison che ha preso un colpo all'anca destra, al fianco destro. Badison sofferente, vediamo se riesce a proseguire. Sì, ce la fa, ha già avvisato l'arbitro che attende ulteriori sviluppi, ma penso che bene, meglio così, per fortuna nulla di grave per il pugile mestrino. E adesso ultimi frangenti di questa sfida tra Lorenzo Badison e Reynolds Sanchez. Sanchez ancora all'attacco, Badison che sofferente comunque ancora al fianco destro, prova a proteggere con una guardia un po' più chiusa proprio quella parte di corpo. Vediamo se Sanchez approfitta di questa leggera indisposizione dell'avversario. Infatti a segno con due ganci sinistri che certamente Badison ha sentito. Adesso non va a segno il destro di Sanchez, va a segno invece il colpo di rimando di Badison, che poi si chiude in una guardia nell'angolo. Vediamo alto destro di Sanchez e poi una combinazione da parte del roverettano. Finito l'incontro. Allora, prima ripresa certamente favorevole a Badison, le altre due Badison non ha avuto la stessa efficacia nel portare i colpi, nella stessa precisione soprattutto nel portare i colpi. Sanchez però da parte sua è stato piuttosto altrettanto impreciso. Vediamo un po'. Non mi stupirei se arrivasse un altro verdetto di parità. Verdetto, secondo incontro, Lorenzo Badison, Unione Box Mestre contro Reynolds Sanchez, nuovo verdetto, e vince Sanchez. Allora è stata premiata la maggiore attività di Sanchez nella seconda e nella terza ripresa. Badison forse ha pagato anche il fatto di aver subito un colpo al fianco destro che gli ha impedito di essere efficiente nella seconda parte del match, e quindi va in archivio il secondo incontro. Terzo incontro al 30° Memorial Mario Vecchiato. Sul ring del Parabenedetti il partito dall'angolo blu Leonardo Lupascu del Treviso Ring è opposto a colui che è all'angolo rosso, vale a dire Ruggero Cristian Di Benedetto della società Pino Culot di Trieste, seguito dal maestro Adriano Crapez. Sono due pugili junior sulla categoria di peso dei 60 kg, al limite dei 60 kg. Questo incontro, come il precedente, è parametrato sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti l'una. Solite fasi di studio di inizio match. Poi Lupascu prende l'iniziativa, bene poi Di Benedetto che costringe all'angolo l'avversario.
niente da segnalare fino a questo punto, ma i due ragazzi si stanno studiando. Un po' più alto Lupascu. Prova ad entrare nella guardia dell'avversario Di Benedetto senza riuscirci. Poi una fonda di Lupascu, combinazione destro-sinistro, evitata da Di Benedetto. Ancora Lupascu, non affonda con il sinistro. Sono due pugili anche con guardia opposta. Destrorso Lupascu, mentre è mancino Di Benedetto. Termina la prima ripresa assolutamente pari. Fuori i secondi e si riparte con la seconda ripresa del match, del terzo match di questo 30° Memorial Mario Vecchiato. Sul ring Ruggero Cristian Di Benedetto, la triestina Pino Culotte che scivola, che si è favorito certamente dall'aggressività di Leonardo Lupascu al Treviso Ring, partito dall'angolo blu. Ancora Di Benedetto affonda ma non insiste, un colpo d'incontro da parte di Lupascu al destro al volto, questo è andato a segno. La combinazione di Lupascu la legge bene Di Benedetto, che poi accolcia la distanza, richiamato Lupascu. Si sfidano i due pugili. Destro di Lupascu a segno. Qui Di Benedetto sa di aver subito il colpo, quindi prova a reagire. Ancora incrociano le traiettorie dei ganci i due pugili, hanno guardia opposta, uno è destro l'altro è mancino. Non va a segno il destro di Lupascu. Ci sta anche che ci sia delle difficoltà da parte di entrambi nell'affrontare, forse più di Lupascu, nell'affrontare un pugile con una guardia opposta. Di solito anche a questa giovane età ci vuole un minimo di esperienza per capire quali possano essere i punti nei quali offendere. Adesso ci ha provato con un gancio alla tempia. Termina anche la seconda ripresa. Anche in questo caso sono un po' di difficoltà nello stabilire chi tra i due possa essere in vantaggio. Direi pari anche questa.
Ultima ripresa tra Di Benedetto, angolo rosso, e Lupascu, angolo blu. Match sostanzialmente pari fino a questo punto. Buono Lupascu, andato a segno. Ancora il pugile trevigiano a centro ring. Prova a reagire Di Benedetto. Qui un colpo di Lupascu sulla nuca dell'avversario, richiamato prontamente dall'arbitro. Bene Di Benedetto in difesa, ma il sinistro d'incontro di Lupascu l'ha sentito, ha sentito anche questo destro. Occhio a Lupascu, che in questa terza ripresa pare più efficace dell'avversario. Deve reagire Di Benedetto. Deve reagire Di Benedetto. In questo momento è in difficoltà. Ancora un colpo d'incontro da parte del trevigiano. Sta per terminare anche il terzo e ultimo round di questa terza sfida del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato, l'evento principale organizzato dalla pugilistica udinese del presidente Leo Zalateu. Se va un po' di conserva Lupascu, sa di essere in vantaggio, e ancora la combinazione sinistro-destro che costringe ad arretrare il pugile triestino. Sta per terminare l'incontro, ancora destro-sinistro, chiude in attacco Lupascu. Legano due pugili, ma a questo punto si attende il gong che arriva a sancire il termine del match. Secondo me questa terza ripresa è appannaggio del pugile all'angolo blu. Vediamo se i giudici saranno del mio stesso avviso. Lupascu e Di Benedetto a centro del ring con l'arbitro. Vinto ai punti. E i giudici confermano ciò che avevo ventilato, vale a dire la vittoria va ai punti a Leonardo Lupascu del Treviso Ring. Quarto incontro in programma al 30° Memorial Mario Vecchiato, e si comincia a fare sul serio anche per quanto riguarda i tifosi prettamente di casa, perché sul ring è salito Antonio Moroso dall'angolo rosso, rappresentante della pugilistica udinese, allenato da Gianluca Caligallo, Gianni Stroppolo, Alessandro Giuliani e dagli amici del sodalizio cittadino, opposto a Luciano Carlos de Sousa Belatto, che viene dall'Union Box Mestre. Moroso in rosso, Belatto de Sousa in blu. Leggermente più alto Moroso, più compatto invece de Sousa Belatto, per cui il pugile udinese, sono entrambi categoria elite in seconda serie, deve impegnarsi per provare ad entrare nella guardia dell'avversario. Categoria di peso al limite dei 69 kg. L'incontro è parametrato sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti l'una. Comincia anche ad affluire un discreto pubblico qui al Memorial Vecchiato, all'interno del rinnovato Palasport Benedetti. Vorrei fare anche i complimenti per l'impegno
all'amministrazione comunale. C'è qui presente Paolo Pizzoccaro, assessore allo sport di casa qui al Palla Benedetti, sempre molto vicino a tutte le realtà sportive cittadine, e faccio complimenti anche a Lucio Coccolo, la famiglia Coccolo in realtà, che si è preso l'incarico di riportare in auge questo impianto, che è il tempio dello sport cittadino, dello sport friulano. Un sinistro di Antonio Moroso che scatena gli applausi del pubblico del Palla Benedetti. C'è una crack di suoi tifosi personali proprio qui vicino a me. Prova a reagire De Sousa Bellatto. Quasi sfida l'avversario, il pugile udinese, che adesso entra nella guardia del mestrino con un jab che però non è così ficcante come sperava. Ancora Moroso aggressivo, centro ring, non insiste però. Dall'angolo Calligaro e Stroppolo continuano a incitarlo, continuano a invitarlo a andare avanti. Sta per terminare la prima ripresa. Direi che quel colpo di Moroso, unico ma molto interessante, fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del pugile udinese, però ancora troppo poco per essere sicuri di portarla a casa. Bisogna insistere, bisogna proseguire su questa falsariga, magari provare a fare anche un po' meglio nelle due riprese che restano. Secondo round tra Moroso all'angolo rosso e De Sousa Bellatto all'angolo blu. Moroso pugile della pugilistica udinese. Bellatto arriva da box mestre. Molto bene Bellatto in questo avvio di secondo round. Moroso si è fatto un po' sorprendere in un paio di circostanze. Moroso che secondo me è leggermente in vantaggio dopo la prima ripresa. Questo secondo round però ha già visto Bellatto De Sousa aggressivo. Un paio di colpi già a segno. E ancora un destro da parte di Moroso, che però è finito sulla nuca dell'avversario, quindi non può tenerne conto il colpo giudicante. Non bene Moroso in questo inizio di secondo round. Forse troppo disinvolto. Più aggressivo De Sousa Bellatto, che a centro ring. Adesso si è un po' scomposto De Sousa Bellatto, che però va a segno con un sinistro. Ancora un sinistro. Moroso non sta sfruttando la maggiore lunghezza dei suoi colpi. Più aggressivo Bellatto, molto più aggressivo. Moroso le corde. Altro richiamo per il mestrino. Tenta la combinazione Moroso, lo capiscono, momento di difficoltà i tifosi dell'atleta udinese, che infatti lo incitano con una serie di applausi. Molto meno dinamico Moroso, cioè, ha proprio perso quello smalto atletico che aveva dimostrato nella prima ripresa. Speriamo possa riprendersi il prima possibile, chiaramente facendo un minimo di tifo per l'atleta di casa, ovviamente trattandosi di box, soprattutto
trattandosi di box, mantenendo il giusto rispetto e la giusta considerazione all'atleta avversario. E sappiamo perfettamente che vanno applauditi questi ragazzi per il solo fatto di essere saliti sul ring. Per terminare la seconda ripresa, fino a questo punto favorevole a De Sousa Belatto, con un jab del pugile mestrino. Moroso alle corde, incassa ancora un paio di colpi con una guardia piuttosto chiusa, quindi non propriamente efficienti. Termina anche la seconda ripresa, e questa, seppur senza colpi risolutori, da assegnare a Luciano Carlos De Sousa Belatto. Terza e ultima ripresa dall'angolo rosso. Antonio Moroso, pugile della pugilistica udinese, contro Luciano Carlos De Sousa Belatto all'angolo blu, rappresentante del Union Box Mestre. Una ripresa a testa. Vediamo se questo terzo round Moroso trova gli spunti necessari per dar seguito alla buona prima ripresa. Seconda ripresa favorevole al ragazzo arrivato da Mestre. Sono ancora Moroso le corde, preso anche un colpo, non va a segno questo sinistro di De Sousa Belatto. Si difende Moroso e esce dalle corde, ma ancora situazione piuttosto passiva l'atleta di Gianluca Calligaro. Combinazione per uscire dall'attacco dell'avversario. Sinistro, destro, ancora Moroso, tenta un destro e poi entra nella guardia dell'avversario. Questo è Antonio Moroso che scatena l'entusiasmo del pubblico udinese. Gli è partito anche il paradenti a De Sousa Belatto. Si può riprendere il match. Bene Moroso fino a questo punto in questa terza ripresa. Ha ritrovato slancio, soprattutto ha ritrovato convinzione. De Sousa Belatto sa di dover inseguire e allora ce la mette tutta. Moroso però va a segno con un sinistro più che con il destro di richiamo. Ancora questi jab sinistri di Moroso, che ha una lunghezza superiore, per cui dovrebbe sfruttarli un po' di più. Scomposto Belatto, ancora un jab di Moroso, ancora un sinistro. Questa è la chiave giusta per tenere distante Belatto, che adesso prova ad accorciare, poi arriva al destro con l'avversario trevigiano, anzi mestrino, colto con la guardia sguarnita. Richiamo dell'arbitro, c'è una ferita per De Sousa Belatto che sta perdendo sangue. Si riprende a boxare. Moroso sta forzando l'utilizzo di questo jab,
che però è la chiave giusta sul consiglio del maestro Calligaro. Ancora l'Udinese in attacco, scomposto, ma utile questo attacco per tenere lontano Luciano Carlos de Sousa Bellato. Allora, secondo me questa terza ripresa è favorevole da assegnare ad Antonio Moroso. Francamente però non so dirvi quanti punti abbiano segnato i giudici a Luciano de Sousa Bellato nel secondo round. Non mi stupirei se la vittoria andasse ai punti a Antonio Moroso, ma mi riservo di attendere il verdetto dei giudici, che è quello che conta. Sì, vittoria ai punti per Antonio Moroso, e quindi conferma la mia valutazione. Bravo Antonio. Quinto match al 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato questo sabato sera di fine novembre sul ring del Palabenedetti, allestito dalla Pugilistica Udinese. Dall'angolo blu è partito Matteo Guidone, rappresentante della Pino Culotte di Trieste, contro l'idolo di casa, vale a dire l'atleta della Pugilistica Udinese Giuliano Fiore, partito dall'angolo rosso, l'allievo di Gianluca Caligallo, Gianni Stroppolo, Alessandro Zuliani. Sono due pugili categoria elite di seconda serie sul peso del 64, limite di peso dei 64 kg. Un sinistro da parte di Guidone, ancora un destro, un sinistro di Guidone, non bene con la guardia un po' sguarnita l'atleta udinese, che per adesso prova a reagire, una combinazione richiamato dall'arbitro, colpo con il polso interno. Adesso sinistro destro di Fiore, ancora una combinazione dell'atleta udinese, colpo d'incontro, ben impostato Fiore, un po' più aperta la guardia di Guidone, ma sono due pugili che hanno comunque colpi nel loro arsenale. Fiore ne ha messi a segno un paio, non risolutivi, ma certamente si sono fatti sentire. Infatti adesso insiste l'atleta di casa e lega Guidone. A centro ring i due pugili, sinistro di Fior e poi un destro e la combinazione, questa buona da parte dell'atleta di casa. Prova a reagire il triestino, che para un destro di Fiore, che però entra nella guardia dell'avversario con un destro, due destri su combinazione. Questo non va a segno, anche perché ha saputo indietreggiare al momento giusto Guidone. Sta per terminare la prima delle tre riprese. Bel match questo, scontro interessante. Sinistro, destro di Fior. Che porta pochi colpi, ma prova a portare i colpi giusti. Adesso sfiora l'avversario, richiamato Guidone. Sta per terminare il primo round, fino a questo momento favorevole all'atleta di casa, e termina qui proprio la prima ripresa.
Seconda ripresa sul ring del Pala Benedetti, sul quadrato all'angolo rosso Giuliano Fiore della Pugilistica Udinese, opposto a Matteo Guidone della Pino Culot Trieste, partito dall'angolo blu. Ancora propositivo Fior, che nel mio personalissimo tabellino è in vantaggio dopo la prima ripresa. Adesso un destro di Guidone incassato dal pugile udinese. Si stanno un po' scomponendo nella loro guardia entrambi gli atleti. Adesso due colpi d'incontro incrociati. Ecco ancora una combinazione sinistro destro di Fior, che poi allunga un altro destro, indietreggia quel tanto che basta per evitarlo Guidone. Ancora combinazione Jeb non allunga il destro Fior e poi bene Guidone in uscita dalla combinazione, all'altro destro di Guidone a segno. Bene qui il pugile triestino che insiste, entra un paio di volte nella guardia dell'Udinese. Altri jab scambiati dai due pugili sul ring. Pubblico partecipe, un pubblico molto partecipe. L'aggressività di Guidone costringe all'angolo e alle corde Fior. Eccola una combinazione di Fiore, si difende Guidone, bene con un destro al volto il triestino. Adesso Fior sta soffrendo col triestino che ha preso delle redini l'inerzia giusta, costringendo ancora all'angolo Fiore, colpito da un destro. Per terminare la seconda ripresa, questa favorevole assolutamente a Guidone. Arriva il gong. Fuori i secondi e si va con la terza ripresa decisiva. All'angolo rosso Giuliano Fiore della Pugilistica Udinese, all'angolo blu Matteo Guidone della Pino Culot Trieste. Una ripresa pari fino a questo punto, però un Guidone più volitivo, più aggressivo. Ancora i colpi di Guidone incassati da Fiore, che si piglia anche un destro in faccia, un secondo destro. Molto bene Guidone in questa terza ripresa. Deve reagire Fior se vuole riportare il match, la bilancia, l'ago della bilancia del match dalla sua parte, che Guidone in questo momento è in vantaggio. Ancora un destro-sinistro del pugile triestino, di nuovo le corde Fior. Insiste Guidone,
che mette l'ipoteca su questa vittoria. Un jab di Fior, però è scomposta la guardia del pugile udinese. Le incitazioni dall'angolo rosso da parte di Gianluca Calligale, poi ancora un destro di Guidone che è entrato nella guardia di Fior, che si piglia un altro jab. Alto destro di Guidone, destro, sinistro, destro, combinazione. Contato addirittura il pugile udinese dall'angolo della pugilistica udinese. Viene incitato Fior a reagire, però il match a questo punto è nelle mani di Guidone, che insiste. Ancora Guidone, sente l'odore del sangue, prova ad azzannare la giugulare l'atleta di casa. Sta per terminare anche il terzo round. L'incitamento del pubblico del Parabenedetti per Matteo Guidone. Ultimi istanti con Guidone sempre all'attacco e Fior costretto alle corde, altra combinazione. Di nuovo contatto Giuliano Fior. Alza le braccia a far capire all'arbitro che può riprendere, però il match è nelle mani di un Matteo Guidone che adesso sta insistendo, sapendo di avere l'incontro del pugno. Un altro destro, arriva l'arbitro a slegare due pugili. L'incontro termina qui e direi che non ci sono dubbi sulla vittoria di Matteo Guidone ai danni di Giuliano Fior in questo quinto match del 30° Memorial Mario Vecchiato. Momento del verdetto. Giuliano Fior, angolo rosso, Matteo Guidone, angolo blu. E confermata la vittoria di Matteo Guidone. Prima ripresa nel sesto match del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato, organizzato dall'Associazione Pugilistica Udinese del presidente Leonardo Zalateu. Sul ring dall'angolo blu è partito Enrique Hernandez, tesserato con la Gold Academy Boxing Team, opposto a Thomas Canciani della PZ Boxing Promotion, che è partito dall'angolo rosso. Pugili categoria Elite seconda serie con limite di peso a 69 kg, quindi dei potenziali pesi medi
richiamato Canciani, al quale viene chiesto di tenere la testa alta. Entrambi i pugili con guardia a destra. Sanchez prova ad entrare nella guardia di Canciani, che poi, dopo aver svicolato, prova una combinazione che non va a segno. Lega ancora Canciani. Fino a questo momento nulla da segnalare. No, un paio di ganci scomposti da parte di Sanchez, che poi va a segno con un jab d'incontro. Bene nella fase difensiva Canciani. Chiusa la guardia di Sanchez, con Canciani che sfugge all'avversario e poi con una buona combinazione entra nella guardia dell'avversario. Poi ancora Canciani, richiamato un paio di volte dall'arbitro. Prende l'iniziativa Sanchez, che entra con due jab e addirittura contato Canciani. Si può riprendere a boxare, tanto con decisione nella guardia dell'avversario Sanchez. La combinazione al volto. Tanto è finita la prima ripresa. Ovviamente, grazie anche al conteggio, prima ripresa favorevole a Enrique Hernandez. Seconda ripresa, Hernandez contro Canciani. Hernandez angolo blu, Canciani angolo rosso. È la sesto incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato. Prima ripresa favorevole a Enrique Hernandez. Vediamo se in questo secondo round Canciani riesce a reagire, riesce a riportare in parità il match. Prova adesso con questa combinazione, ma la guardia di Hernandez è ben chiusa. Ancora sinistro di Hernandez, che spinge e stringe alle corde l'avversario. Un montante di Hernandez sotto la guardia di Canciani. Prova a reagire il pugile in rosso. Qui viene richiamato Hernandez. Destro di Hernandez, di nuovo le corde Canciani. Qui deve tenere la testa alta Hernandez. Ha questo vizio il pugile della Gold Academy. In questo momento è comunque in vantaggio con Hernandez, con un sinistro che fa barcollare Canciani. Barcolla ma non molla il pugile della Bizetta Boxing Promotion, comunque costretto alle corde dall'avversario.
Ora Hernandez, combinazione, mette la mano per terra di nuovo Canciani, contato una seconda volta. Si può riprendere la boxale, però anche questa seconda ripresa sta prendendo la via della Gold Academy, club di rappresentanza di Enrique Hernandez. Sta per terminare anche il secondo round, con Hernandez che mette alle corde l'avversario, lega Canciani, ormai non ne può più Thomas Canciani. 10 secondi al termine della seconda ripresa, con Hernandez che chiude in attacco, addirittura cerca di evitare i colpi sfuggendo all'avversario Canciani. Anche la seconda ripresa nel mio personalissimo tabellino, appannaggio di Enrique Hernandez. Terza e ultima ripresa sul ring del Pala Benedetti. Enrique Hernandez dall'angolo blu e Thomas Canciani dall'angolo rosso. Le primi due round favorevoli a Hernandez, che insiste, contatto sia nella prima sia nella seconda ripresa Canciani. Adesso Hernandez ha il match in pugno, tenta il tutto per tutto Canciani, sa di essere in svantaggio, ha bisogno di un colpo risolutore il rappresentante della BZ Boxing Promotion. Ancora Hernandez pescato con la testa abbassata, e di nuovo all'attacco di Canciani, che stavolta esce dalla fase difensiva. Chiede anche che gli venga stretto un po' di più il caschetto. Buon pubblico al Pala Benedetti, questa storica 30ª edizione del Memorial Mario Vecchiatto di pugilato. Si può riprendere nelle ultime fasi dell'incontro tra Hernandez e Canciani. Con la Hernandez con un sinistro che fa barcollare Canciani. Di nuovo il pugile della Gold Academy aggressivo. Canciani stavolta si difende bene. Ancora destro-sinistro di Canciani, ancora una combinazione di Thomas Canciani e poi un sinistro da parte di Hernandez. Di nuovo contatto Thomas Canciani. Vediamo se alza le braccia. Thomas Canciani sì, si può riprendere, ma terzo conteggio da parte di Canciani, vessato da questa situazione. Ora o mai più per Canciani, o un colpo risolutore o questo incontro lo vince Hernandez. Difatti non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Di nuovo insiste Enrique Hernandez, sfugge un po' al corpo a corpo Canciani e mette il ginocchio per terra, e a questo punto di nuovo contatto. Mette il ginocchio per terra Thomas Canciani, alza anche le braccia, ma l'arbitro decreta il KO tecnico alla terza ripresa, dando la vittoria
a Enrique Hernandez. Secondo me si può fare un applauso anche più forte, perché adesso mi sta per dire che l'angolo rosso è proprio quello che l'angolo rosso era l'esordio. Allora vengono qui al centro del primo dei pugili, il RSC, ossia referee stop contest, ossia l'arbitro determina lo stop dell'incontro. Questo incontro viene vinto a 2 minuti 12 secondi della terza ripresa da Enrique Hernandez. Con questo calcio noi ci prendiamo 10 minuti di pausa, sala musica, Andrea può prendere il ringraziamento da parte del sottoscritto, sala musica, e riprendiamo tra 10 minuti con il 30esimo anno Anime 4. Settimo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato sul ring del Palasport Benedetti. Sono saliti in questo momento all'angolo blu Bogdan Benjamin Gogia del Gold Academy Boxing Team, opposto al pugile di casa, all'angolo rosso l'atleta della pugilistica udinese Marco Sollero, categoria elite seconda serie, sul limite di peso dei 56 kg. Molto più alto Gogia, quindi con lunghezza di colpi superiore. Vediamo cosa combina Sollero contro questo avversario. Sollero che deve guardarsi proprio dalla velocità e dalla potenza dei colpi di Gogia, che davvero pare ben impostato. Qualche problema con il caschetto da parte di Sollero. Prova ad entrare nella guardia di Gogia, però prova a da parte sua tiene l'udinese ben distante, sfruttando appunto la lunghezza dei colpi. Ora Sollero deve inventarsi qualcosa di rapido, l'atleta udinese. Adesso Gogia va a segno con un destro sporco, non crea problemi a Sogia. Poi qui è Gogia che ha trascinato giù Sollero. L'arbitro dice a Sollero di non spingere, ma secondo me proprio il trascinamento da parte di Gogia è stato evidente. Entrambi i pugili con guardia a destra. Ancora Sollero coraggioso e volitivo nel provare ad accorciare i colpi sull'avversario, però si difende bene. Ancora, eccolo il sinistro di Sollero al volto di Gogia. Combinazione dell'udinese. Ancora fase di studio in questo primo round, 3 riprese da 3 minuti l'una. È chiaro che solo accorciando e sulla corta distanza Sollero può avere la meglio di un avversario così più alto. Discorso opposto per quanto riguarda Gogia. Ancora al destro di Sollero, risposto dal destro di Gogia. Ancora alle corde. Si chiude qui la prima ripresa. È interessante questa situazione, diciamo ripresa pari con, però ho visto un paio di colpi di Sollero a segno,
diciamo pari, con leggerissima preferenza da parte di Soldero, soprattutto per quello che ha fatto vedere nella seconda parte del primo round. Fuori 10 secondi. Seconda ripresa all'angolo rosso Marco Soldero, all'angolo blu Bogdan Benjamin Gogia della Gold Academy. Soldero invece è un atleta della pugilistica udinese, ben più alto, quindi con lunghezza di colpi superiore Gogia. Soldero però nella parte finale del primo round ha dimostrato di poter entrare nella guardia dell'avversario. Vediamo se questo... Seconda ripresa prosegue con la stessa inerzia. Come dicevo già poc'anzi, l'unica, o meglio, la migliore possibilità di Soldero è quello di accorciare i colpi e di essere efficace sulla corta distanza. Qui gli è mancato un po' l'appoggio sul piede destro. Beh, non è più così convinto Gogia come era apparso a inizio match. Soldero aggressivo, il giusto. Ora è Gogia che va sulla difensiva. Ancora una combinazione non a segno da parte del pugile udinese. Sinistro d'incontro di Gogia. Quasi sfida Soldero a venire incontro. Soldero manca il gancio sinistro, ma ha abbassato la testa Gogia. Con un destro da parte di Soldero. Anche dall'angolo udinese è arrivato il complimento. Sinistro, Soldero costantemente a centro ring. Gogia si difende con questi colpi d'incontro piuttosto sgraziati, non certamente efficaci. Sta per terminare anche la seconda ripresa. Come la prima, fino a questo punto più o meno pari, ma con leggera preferenza da parte di Soldero, che adesso entra nella guardia. Manca due colpi che avrebbero potuto essere quasi risolutori. È stato anche fortunato Gogia perché stava cadendo e lì sull'incrocio per poco è riuscito a sfiorare il sinistro di Soldero. Poi Gogia ha messo a segno un colpo a pochi secondi dal termine. Diciamo match, allora secondo round pari secondo me, poi vedremo cosa diranno i giudici. Inizia la terza, l'ultima ripresa.
Terzo round tra Sollero e Goggia. Sollero all'angolo rosso, Goggia all'angolo blu. Primi due round più o meno pari, con leggera preferenza per Sollero, che adesso insiste sempre sulla difensiva Goggia. Sollero, pur mettendo segno qualche colpo, non è ancora riuscito a entrare con efficacia nella guardia dell'avversario. Ci prova adesso con questo destro incassato da Goggia, che tiene lontano il più piccolo Sollero, più piccolo d'altezza, con questi jab. Destro di Goggia, ancora Sollero, deve accorciare, ancora un sinistro di Goggia, colpo a segno. Reagisce Sollero ma senza efficacia. Ha una lunghezza dei colpi superiore Goggia. Sollero deve accorciare, ma poi si trova alle corde, esce in maniera sgraziata ma quantomeno efficace. Studio 3-2, con un sinistro di Sollero che poi accorcia. Ancora Sollero con Goggia alle corde, lega il pugile della Gold Academy, si lamenta dall'angolo udinese. Destro di Sollero, ancora un destro, poi manca il terzo colpo in sequenza, costringe alle corde l'avversario, l'atleta udinese. Colpo d'incontro, sempre alle corde Goggia, e questo destro di Sollero va a segno, ben fatta. Ancora un destro al quale sfugge Goggia. Sta per terminare la terza ripresa, allora dall'angolo udinese chiedono tutto per tutto a Sollero. Esce con una combinazione Goggia. Termina il match. Allora, sono un po' indeciso, direi più con il cuore che con la testa, un leggero vantaggio per Sollero, ma non mi stupirei se il verdetto fosse di parità al termine di questa sfida. Attendiamo il responso dei giudici. Questo settimo incontro termina con un verdetto di parità. E tant'è, infatti è andato con un punteggio di parità la sfida tra Sollero e Goggia. Settimo incontro dei 12 previsti nel calendario della riunione del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato. Ottavo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato. Sul ring del Palabenedetti, all'angolo rosso Francesco Milocchi, portacolori della Ardita Trieste, opposto all'angolo blu Andrea Bonacorso del Rovereto. Sono due pugili sul limite di peso di 81 kg, categoria Elite. Quindi due, diciamo, medio massimi, sopra gli 81 kg,
che si stanno scambiando colpi potenti ma poco ficcanti. Più aggressivo sembra Bonaccorso, con Milocchi sulla difensiva. Più alto Milocchi. Ancora colpi d'incrocio. Bonaccorso entra nel baricentro dell'avversario in maniera non regolamentare. Prova Milocchi l'affondo. Milocchi più alto, ha lunghezza di colpi superiore. Vediamo se riesce a sfruttare questo vantaggio. Un Bonaccorso che invece fa partire un sinistro al corpo, entrambi pugili con... no, invece Bonaccorso a guardia mancina, Milocchi a guardia destra. Ancora Bonaccorso esce dall'angolo con una buona combinazione. Ancora 2 colpi di Bonaccorso, li incassa bene Milocchi. Poi lega il triestino. Milocchi costringe alle corde Bonaccorso. Buona combinazione da parte del portacolori dell'Ardita, maglia rossa, divisa rossa. Colpi d'incrocio. Reagisce Bonaccorso. Ha una guardia più chiusa Bonaccorso. Milocchi un po' più scomposto. Termina la prima ripresa, direi match fino a questo momento pari. Iniziata la seconda ripresa tra Milocchi e Bonaccorso. Milocchi angolo rosso, Bonaccorso angolo blu. Primo round pari nel mio personalissimo tabellino. Ancora un sinistro di Bonaccorso. Poi prova la combinazione Milocco ma poco potente, nessun problema per il pugile roveretano. Si studiano i due atleti sul ring del Parabenedetti e poi legano, dal momento che hanno disputato una prima ripresa su alte frequenze. Adesso pizzico di stanchezza è anche comprensibile. Sinistro di Milocchi al volto di Bonaccorso. Poi la combinazione al colpo, ancora Milocchi. Poi un destro, anzi un sinistro di Bonaccorso, incassato da Milocchi. Sempre sui binari della parità il match.
Si difende bene il triestino in questa circostanza sull'affondo di Bonaccorso. Adesso meno potenza, la stanchezza a Fiola. Sempre Milocchi. Siamo alla fine del secondo round. Non affonda Bonaccorso e allora termina anche la seconda ripresa. Avevo sentito il segnale, ma in realtà si prosegue. Probabilmente l'arbitro ha anche fermato un attimo il cronometro. Countdown, Bonaccorso, poi Milocchi con il destro d'incontro, sinistro di Bonaccorso, questo è andato a segno, ancora un sinistro, reagisce Milocchi, entrambi i pugili hanno guardia aperta e quindi entrambi entrano nella difesa dell'avversario, e anche in questo caso diciamo che si prosegue sulla parità, forse Bonaccorso leggermente avanti più che altro per la maggiore efficacia dei colpi portati. Terza ed ultima ripresa tra Milocchi e Bonaccorso. Milocchi angolo rosso, Bonaccorso angolo blu. Leggera parità, cioè parità con leggera preferenza per Bonaccorso nel mio personalissimo cartellino. Milocchi aveva fatto meglio forse nel primo round, Bonaccorso leggermente meglio nel secondo, ma si tratta di pochi punti di distanza, di differenza. Ancora il pugile triestino che tenta di forzare l'avversario all'angolo, esce Bonaccorso con una buona combinazione. Ancora questa terza ripresa conta soprattutto la tenuta fisica e mentale. Vediamo chi ne avrà di più per provare a spostare l'ago della bilancia dalla propria parte. Bonaccorso, combinazione destro-sinistro-destro, ancora un sinistro, si difende Milocchi, però Bonaccorso qui prende l'inerzia del match, manca un sinistro, ne prova un altro, forse con la testa troppo bassa il pugile roveretano. Deve reagire Milocchi. Con Bonaccorso che a questo punto cerca il colpo risolutore, sapendo di essere un po' in vantaggio in questo terzo round. Sempre testa abbassata. Milocchi col destro. Bene Bonaccorso che poi entra di nuovo nella guardia di Milocchi, prova a reagire, colpo sotto la cintura da parte di Bonaccorso e si boxa di nuovo, colpi d'incrocio, poi un sinistro di
Bonaccorso, sul quale lega Milocchi. Ultimi scampoli di questo match, con Bonaccorso che entra di nuovo nella guardia di Milocchi e termina l'incontro come nel match precedente. Direi match pari con leggera preferenza per Bonaccorso. Io darei la vittoria a Bonaccorso, più che altro perché mi piace che ci sia qualcuno che vince, ma non mi stupirei se ci fosse parità. E vediamo, nel mio personalissimo cartellino è in leggero vantaggio il pugile roveretano. Arriva il verdetto, vince i punti all'angolo blu Andrea Bonaccorso, e anche in questo caso ci ho preso. Complimenti a Andrea Bonaccorso, complimenti anche a Francesco Milocchi. Va in archivio anche l'8º match del 30° Memorial Mario Vecchiato. Nono incontro del Memorial Mario Vecchiato di pugilato, e l'attrazione principale in questa sfida è certamente Nasruddin Hayati, partito dall'angolo blu, portacolori della pugilistica udinese. Scusate, angolo rosso per Nasruddin Hayati della pugilistica udinese, opposto a Iris Bulettini del pugilato di Ruga. Hayati, ragazzo che si è avvicinato alla box anche come possibilità di opportunità di integrazione. Una storia molto particolare quella di Nasruddin Hayati, che magari nel corso del tempo proveremo anche a raccontarvi, sempre sulle nostre frequenze ovviamente. FVG Sport Channel BHTV, la televisione dello sport in Friuli Venezia Giulia e del pugilato in particolare. Ormai siamo sempre presenti nelle iniziative della pugilistica udinese del presidente Zarateu. Ci fa molto piacere raccontarvi queste sfide di grande pugilato, grande box, un impianto storico nel tempio dello sport udinese, il Palasport Benedetti, che è anche la casa della pugilistica udinese. Questo Bulettini sembra avversario piuttosto tignoso per Nasruddin Hayati. Bulettini angolo blu, Hayati angolo rosso. Hayati adesso esce con un sinistro, poi destro, ancora una serie di sinistri che entrano nella guardia di Bulettini. Due pugili categoria Youth, sul limite di peso dei 60 kg. Adesso Bulettini ha un comportamento non regolamentare, ancora Hayati. Non si può colpire l'avversario con il polso interno, si riprende a boxare, lega di nuovo Hayati, anche se Bulettini cade in avanti con la testa, subito richiamato dall'arbitro. Categoria questa in cui oltre alla potenza serve anche precisione e velocità di reazione. Viene addirittura contato Bulettini su questo destro di Hayati. E allora ne approfitta il pugile dell'allievo di Gianluca Caligaro per affondare ancora tutta una serie di colpi. Di nuovo richiamato per uso improprio del polso interno. Sempre Hayati. Sinistro. E poi un destro però di Bulettini, al quale reagisce Hayati con un destro non altrettanto efficace. Di nuovo un destro di Bulettini. Bulettini ha rimesso l'incontro. Bulettini insiste
con comportamento anche piuttosto sfidante nei confronti di Hayati, che non si scompone. Termina il primo round. Allora, il bullettino è stato contato, però ha messo a segno colpi interessanti in finale di ripresa, per cui vediamo. Continuo a pensare pari con leggera preferenza per Hayati, più che altro per il conteggio. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Seconda ripresa, Hayati, angolo rosso, Bullettini, angolo blu. Bullettini molto aggressivo, ma diciamo che ha pane per i suoi denti con Nasruddin Hayati. Non si tira certo indietro. I due stanno lanciando colpi anche un po' a casaccio. Poi altro destro d'incrocio, sinistro destro di Hayati. Ancora si difende bene Bullettini, che esce con una combinazione al volto. Scomposto ma violento Airis Bullettini. Poi ancora un destro di Hayati, risponde Bullettini. Sì, tecnicamente parlando non un gran match, però bello da vedere, perché i due non se le stanno risparmiando, anzi. No, Bullettini lo lega Hayati, poi lo blocca. Un destro di Hayati, ben piazzato, ancora un po' meno efficace questo ripetuto. Di nuovo l'allievo di Gianluca Calligaro e Gianni Stroppolo prova ad agganciare, risponde Bullettini, sinistro di Hayati. Ormai sono saltate le guardie, si fanno partire colpi di una certa potenza. Sinistro di Hayati, sì. Poi Bullettini costringe alle corde il pugile di origini afghane, che ha un problema col paradenti. Si può riprendere a boxare con Nasruddin Hayati dall'angolo rosso contro Airis Bullettini. Destro di Bullettini, sfiorato da Hayati, che poi si difende bene anche in questa circostanza. Poi parte al contrattacco l'atleta di casa. Ancora un sinistro di Hayati, risponde Bullettini con Hayati. Colpi di incrocio, i due si stanno sfidando a viso quasi aperto, a guardia certamente aperta. Manca il destro Hayati, manca anche il sinistro, manca un altro destro. Indietreggiando Bullettini li scansa tutti e termina anche la seconda ripresa.
Inizia la terza e ultima ripresa tra Bullettini e Ajati. Bullettini angolo blu, Ajati angolo rosso. Bullettini a centro ring, Ajati sulla difensiva. Alto jab di Bullettini. Ajati non ha ancora trovato modo di entrare nella guardia dell'avversario. Diciamo che altrettanto ha fatto Bullettini, che però qualche colpo efficace l'ha messo a segno. Ajati ha fatto molto movimento, è stato molto dinamico, ha cercato anche colpi importanti senza però essere efficacissimo. Altra combinazione di Bullettini, colpisce Ajati, ancora colpito, ancora un destro di Bullettini. Ajati in difficoltà. La prima ripresa Bullettini è stato contato, però poi ha dimostrato di avere qualcosa in più. Qui è scivolato, Ajati nulla da segnalare, è semplicemente scivolato, nulla da segnalare. Lo conta? No, non posso crederci. Contato Ajati, era scivolato. Alto sinistro di Bullettini, che adesso capisce che è il momento di affondare i colpi. Prova a difendersi Ajati, reagisce bene l'allievo di Gianluca Calligaro. Ancora un destro, ancora un sinistro, ancora un sinistro, ancora un destro di Bullettini, che ha il match in pugno e insiste Bullettini. Ajati lega, stanchissimo, è stanchissimo il pugile di casa. Prova a farlo reagire Gianluca Calligaro con incitamenti dall'angolo. Serve un colpo risolutore a Nasruddin Ajati. Bullettini mette a segno un altro destro. Ancora, ormai legano i pugili. Bullettini ha il match in pugno. Sinistro-destro, ancora un destro di Bullettini e viene contato di nuovo Ajati. Mancano pochi secondi adesso, con Bullettini che chiude in attacco. Ancora un destro e a questo punto finisce il match. Finisce il match nel mio tabellino, ma penso anche in quello dei giudici. La vittoria ai punti è di Airiz Bullettini. Vedremo se anche il verdetto ufficiale sarà dirà altrettanto. Attendiamo il verdetto dei giudici. Nasruddin Ajati contro Airiz Bullettini. E attendiamo anche che lo speaker ci renda i doti. Nel nono incontro, parità. Perplesso, ma è il verdetto dei giudici e dobbiamo accettarlo. Io avrei dato vittoria a Bullettini, che infatti esce abbastanza scuotendo la testa. Anche all'angolo di Airiz Bullettini c'è un po' di sconcerto su questa decisione degli arbitri, dei giudici. Buon per la pugilistica, che dunque porta a casa anche un verdetto di parità da parte di Nasruddin Ajati.
Decimo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato. Sul ring del Parabenedetti, all'angolo rosso Davide Giandomenico del Treviso Ring, all'angolo blu Francesco Paparo del Francis Boxing Team. Giandomenico rosso, Paparo blu. Categoria Youth, sul limite di peso dei 60 kg. Incontro sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti l'una. Due pugili longilinei. Distanza dei colpi più o meno simile, forse leggermente superiore a quella di Giandomenico. Fase di studio a inizio match. Bene, Paparo ha atteso l'affondo di Giandomenico per poi provare a entrare nella guardia. Ancora Paparo, che ha questa velocità di pugni importante. Giandomenico si difende bene. Un sinistro di Giandomenico con una mossa quasi da taekwondo. Con finta, poi destro di Giandomenico al segno. Prova a stringere e accorciare i colpi Giandomenico. Paparo fa partire un destro al volto. Poi ancora Giandomenico entra nella guardia dell'avversario senza insistere nell'azione. Sempre troppo distanti i due pugili per provare a essere efficaci con affondi importanti. Senza guardia, addirittura quasi sfidando l'avversario Paparo. Termina la prima ripresa, direi pari. Fuori i secondi, inizia la seconda ripresa. Angolo blu Francesco Paparo, angolo rosso Davide Giandomenico. Prima ripresa pari nel mio personale tabellino. Qui richiamato ora Paparo. Giandomenico! C'è stata una spinta all'avversario, infatti non viene preso in considerazione dall'arbitro, dice. Però Giandomenico aggressivo, ha iniziato con una marcia in più il pugile
della Treviso Ring. Un po' scosso Paparo, che prova a reagire con una combinazione difensiva, ma è Giandomenico che ha al centro del ring l'iniziativa del match. Ancora lega Paparo, ancora un destro di Giandomenico al volto. Destro di Giandomenico, poi lega Paparo, arriva l'arbitro a separare i due pugili. Tenta azione difensiva Giandomenico con un gancio sinistro ben controllato dall'avversario. Giandomenico spinge alle colle Paparo e esce senza riuscire a portare colpi. Poi un sinistro di Paparo, murato, contratto da Giandomenico, poi manca il destro al volto. Con la combinazione con i due pugili legati tra di loro. L'arbitro ha il suo bel da fare per separare i due atleti. Sta per terminare anche la seconda ripresa. Un destro di Paparo sulla guardia sguarnita di Giandomenico. E termina anche la seconda ripresa. Direi pari anche questa. Terza ed ultima ripresa tra Paparo e Giandomenico. Paparo angolo blu, Giandomenico angolo rosso. Decimo dei 12 match in programma nella riunione del vale il 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato al Palasport Manlio Benedetti, il tempio dello sport udinese, casa della pugilistica del presidente Zalateu, che ha organizzato anche questo evento. Una finta, quasi una finta di colpo da parte di Paparo, alla quale abbocca Giandomenico, però colpi veri e propri portati non tantissimi in questo match. I due si sono scambiati una serie di combinazioni, ma di punti reali nel tabellino, almeno io ne ho, non tantissimi. Prova Paparo, però piuttosto che colpire col pugno colpisce con il polso, quindi non si può fare. Ancora cansa un destro dell'avversario il pugile dell'angolo blu, Francesco Paparo del Francis Boxing Team. Sinistro con un jab di Giandomenico.
Poi all'angolo l'atleta del Treviso Ring sinistro, alla guardia completamente abbassata, Paparo quasi sfidando l'avversario. Giandomenico però non ne approfitta. Poi torna al contrattacco Paparo legando l'avversario. Ultimi scampoli di questa sfida. Con la combinazione di Giandomenico, non abbocca Paparo che lega, vanno all'angolo i due pugili. Serve il colpo risolutore, altrimenti si va verso il verdetto di parità. Forse una leggera preferenza per Giandomenico, ma poca incollatura. Vediamo se in questo finale Paparo ha la possibilità di cambiare le sorti del match. Ultimi secondi, ora va alla spacca, pugili alle corde, tanto movimento ma poca sostanza. Sono curioso di vedere che cosa dicono i giudici, perché io sono abbastanza indeciso sul da farsi. Provo a scommettere senza esserne sicuro. Parità con leggera prevalenza per Giandomenico. Ma se esce parità sono d'accordo con il verdetto dei giudici. Andiamo al verdetto. Verdetto di parità, giusto così. E dunque si alza il volume della radio per il penultimo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato di pugilato sul ring del Pala Benedetti, opposto a Adam Zaidi dei Panthers Lauri, che parte dall'angolo blu. C'è la grande attrazione della serata, vale a dire Ingli Nako della pugilistica udinese, che fa il suo esordio tra gli elite di prima serie, quindi senza casco. 3 riprese sulla distanza dei 3 riprese da 3 minuti l'una, pugili sulla categoria di peso al limite dei 64 kg. Vediamo come Ingli Nako, che ha esordito da pugile proprio un anno fa, proprio a memoria al Vecchiato del 2018, oggi fa il suo esordio senza casco e quindi i tifosi udinesi sono tutti per lui. Partito dall'angolo rosso l'allievo di Gianluca Caligaro, Gianni Stoppolo, che è più alto dell'avversario, quindi con lunghezza di colpi superiore. Entrambi i pugili con guardia destra-rossa. Tutti questi jab di Ingli servono a aprire la guardia di Zaidi. Ancora un affondo di Nako. Ben chiusa la guardia di Zaidi, che poi tenta l'affondo. Lato sinistro un jab di Nako, che ha una guardia più aperta. Poi adesso indietreggia l'allievo della pugilistica udinese. Colpo al volto. Ecco il primo punto di Nako. E poi 2 colpi consecutivi da parte di Zaidi. Ancora Nako
che prova a scardinare la guardia dell'avversario con questi montanti ben coperti da Zaidi, poi affonda con colpo d'incontro di Zaidi. Sinistro del pugile dei Panthers, poi in destro prova a reagire Nacco, si è un po' aperta adesso la guardia di Zaidi, vediamo se ne approfitta Inglinacco. Sinistro destro, sinistro, fa partire un destro Zaidi, reagisce Nacco, alto sinistro di Zaidi al volto, alto sinistro di Zaidi, attenzione che il Adam Zaidi è preciso, e qui alto colpo subito da Nacco. L'ultimo colpo non so se sia valido ai fini del tempo. Prima ripresa ai punti, leggermente favorito Adam Zaidi. Inizia la seconda ripresa tra Inglinacco e Adam Zaidi. Nacco all'angolo rosso, Zaidi all'angolo blu. Prima ripresa nel mio tabellino, appannaggio di Zaidi. Sempre sulla difensiva Nacco, che ora prova a reagire, ma Zaidi fa partire due colpi al corpo doppiati da Nacco. Poi adesso va al contrattacco Zaidi, si difende bene Nacco, con guardia molto chiusa entrambi i pugili. Sti jab di Nacco non giungono a effetti sperati, perché parte il sinistro di Zaidi. Poi ancora combinazione da parte del pugile dei Panthers. C'è un po' di preoccupazione nella clac di Inglinacco, che adesso prova a reagire con un bel destro. Ancora una combinazione, colpo d'incontro. Un sinistro di Zaidi. Ancora Zaidi che fa sentire la potenza dei propri colpi a Inglinacco. Colpi d'incrocio. Nacco alle corde, sta per terminare anche la seconda ripresa, prova a reagire l'allievo di Gianluca Caligaro, sinistro di Zaidi. Poi chiesto un time out tecnico da parte dell'arbitro, c'è da sistemare il
paradenti di Inglinaco. Sinistro di Zaidi subito dopo la pausa. In difficoltà Inglinaco, che adesso prova a far sentire il suo destro sulla corta distanza. Sta per terminare la seconda ripresa, anche questa per il momento. Vedete, c'è un sinistro di Nako, anche questa comunque favorevole a Adam Zaidi. Fuori secondi inizia il terzo e ultimo round della sfida tra Inglinaco e Adam Zaidi. Zaidi angolo blu, Nako angolo rosso. È l'esordio da Elite senza casco per Inglinaco, un esordio però reso complicato dalla bravura di Adam Zaidi, che al mio tabellino è in vantaggio nelle prime due riprese. Nako deve tentare il tutto per tutto in questo terzo round. Lo fa con aggressività, anche se si difende bene qui con un colpo di incrocio Zaidi. Nako a centro ring, il destro va a segno, sporco, non preciso, ma è arrivato. Non preciso Nako. Un paio di colpi sono andati a segno da parte di Zaidi. Adesso va al contrattacco, alto sinistro col jab. Qui l'ha accusato Nako, che prova a lavorare al corpo dell'avversario. Ancora Zaidi però fa sentire la potenza dei propri colpi all'allievo di Gianluca Calligaro. Legano due pugili, anche stanchi dall'angolo dei Panthers. Incitano Zaidi ad andare avanti. Un sinistro di Zaidi al volto di Inglinaco, con l'incitamento da parte dei tifosi del pugile, dell'atleta della pugilistica udinese. Arriva l'arbitro a separare i due atleti sul ring. Sta per terminare anche la terza ripresa. A vuoto Nako. Zaidi, che ormai sa di avere in pugno il match, evita guai, anzi fa partire un destro contratto da Nako, sinistro di Zaidi, e termina qui l'incontro. Al mio tabellino in vantaggio Adam Zaidi su Inglinaco. Attendiamo il verdetto dei giudici.
Vi ricordo ancora che alla conclusione verrà consegnato il trofeo per questo 30esimo Memorial Vecchiato ed anche la medaglia per il miglior pugile debutato nella serata. In questo incontro, il penultimo programma questa sera. Arriva il verdetto, vinto ai punti dall'angolo blu, e conferma dunque il mio verdetto. Adam Zaidi batte ai punti Inglinaco. Ultimo incontro del 30esimo Memorial Mario Vecchiato. All'angolo blu Nicolo Settalo della Pro Sesto Box, all'angolo rosso il pordenonese Giulio Frau, seguito da Marco Borsoni al proprio angolo, tecnico nauniano. Vediamo cosa combina Giulio. Categoria Elite, sul limite di peso dei 60 kg. Giulio Frau ormai da tempo sulla breccia. Pugile con più che discreta tecnica. Preso subito le redini del match il pordenonese. Combinazioni al volto dell'avversario, e comunque Settalo è uscito bene, ha assorbito bene questa prima gragnuola di colpi da parte di Frau. Frau che chiude all'angolo il proprio avversario, tenta di entrargli nella guardia, colpo è andato a segno. Settalo risponde, ben parato da Frau, che con un montante ha colpito il mento dell'avversario. Ancora un sinistro di Frau, ancora un sinistro di Frau. Bene il pordenonese in questo frangente. Combinazione di Giulio Frau, prova a sfuggire Settalo. Ancora a corta distanza si scambiano i colpi gli avversari. Prova a lavorare al corpo l'avversario, l'allievo di Marco Borsoni, e poi parte il destro, anche questo a segno. Incontro che si sta sviluppando sulla corta distanza, con Frau che prova ad entrare nella guardia dell'avversario. Frau angolo rosso, Settalo angolo blu. Sta per terminare la prima ripresa, la prima dei tre round da 3 minuti l'uno. Ancora all'angolo Settalo, termina la prima ripresa nel mio personale tabellino in vantaggio Giulio Frau.
Seconda ripresa al Palasport Benedetti, il 30° Memorial Mario Vecchiato. Questo è l'ultimo incontro dei 12 allestiti nella riunione organizzata dalla pugilistica udinese. Giulio Frau, angolo rosso, contro Nicolo Settaro, angolo blu. Prima ripresa in vantaggio Giulio Frau, che adesso sa di dover incassare tentativo di rimonta da parte dell'avversario. È andato a segno con un bel montante Settaro. Settaro insiste con Frau alle corde. Adesso la guardia dei due pugili non è più così serrata come nel primo round, per cui c'è possibilità di vedere qualche colpo in più. Qui un colpo sotto la cintura da parte di Settaro non si può fare, ferma l'arbitro. Ancora la combinazione di Settaro incassata da Frau, che passa al contrattacco. Un paio di jab al volto non fanno male. Eccolo un destro di Frau al volto. Questo è un altro assegno. Prova a rispondere Settaro, ma Frau si chiude bene per poi provare a sviluppare un'azione che non va a segno. Altri jab. Questi però non sono efficaci. Sulla difensiva Giulio Frau con Settaro che entra nella guardia del pugile pordenonese. Un paio di colpi, poi risponde Frau, che però adesso sta badando soprattutto a difendersi senza trovare modo di controattaccare. Ancora scombinazione al volto di Settaro. Reagisce Frau senza combinare niente di importante. Ecco un colpo di Settaro. Sta per terminare la seconda ripresa. Settaro alla guardia abbassata, non ne approfitta però Frau, che poi subisce i colpi dell'avversario in chiusura di secondo round. Questo secondo round favorevole a Nicolo Settaro. E siamo dunque all'ultimo round del 30° Memorial Mario Vecchiato. Angolo rosso Giulio Frau, angolo blu Nicolò Settaro. Un round pari. Questo terzo round servirà a stabilire chi dei due si porterà a casa la vittoria. Entrambi hanno voglia di allungare le mani sul successo. Bravo Frau a sfuggire al destro di Settaro, poi una combinazione a liberarsi dalle corde da parte del pugile pordenonese.
Eccolo il destro di Frau, con Settaro preso in guardia bassata, poi però Settaro fa altrettanto nei confronti di Giulio Frau. Bene Settaro, risponde Frau, ancora Settaro con il sinistro, Frau col destro, Frau col destro ancora. Ultimo round che ci sta regalando qualche emozione, col fiato sospeso per capire chi tra i due pugili riuscirà a prevalere sull'altro. Un colpo al colpo da parte di Frau. Altro sinistro da parte del naoniano, altro sinistro. Dovrebbe insistere di più su quel jab sinistro, gancetto lì Frau, perché lì trova spesso e volentieri Settaro con la guardia abbassata. Certo, un colpo è dirlo, un colpo è conto è farlo. Facile per me parlare da qui. Settaro reagisce molto bene, mandando a segno qualche colpo. Frau reagisce invece da par suo, risponde con una combinazione sinistro-destro al volto, non potente. Fasi conclusive. Frau mette a segno due colpi buoni e poi i due pugili si abbracciano, perché termina anche quest'ultimo incontro del Memorial Mario Vecchiato, la storica edizione numero 30 di questa manifestazione, che è cresciuta nel tempo fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti, pugilistici più importanti, quantomeno a nord-est. Attendiamo ora il verdetto dei giudici per stabilire chi tra Giulio Frau e Nicolò Settaro abbia vinto quest'ultimo incontro. Vittoria e punti, l'angolo blu per Nicolò Settaro. E quindi anche mandando in archivio il successo di Nicolò Settaro ai danni di Giulio Frau nel 12° e ultimo incontro del 30° Memorial Mario Vecchiato. Ora c'è solo il tempo di vedere sul ring i protagonisti a livello dirigenziale e tecnico di questa serata. C'è anche da assegnare il Memorial, coppa vera e propria. Sale sul ring una leggenda vivente, Alfredo Vogridge. Sale sul ring Leonardo Zalateu, il presidente della pugilistica udinese. Sale anche Massimo Furlan della APU Box. Il trofeo fa la sua comparsa sul ring. E il figlio di Mario Vecchiato sarà lui a consegnare il Memorial, il trofeo alla memoria di un grandissimo campione che in memoria va al miglior pugile di questa serata.
e Francesco Paparo si porta a casa il Memorial Vecchiato. Paparo che ha terminato match pari con Davide Giandomenico. I complimenti a Paparo, bravi tutti. Complimenti alla pugilistica udinese per aver allestito anche questa riunione di alto livello, sia organizzativo sia tecnico sul ring. Ci siamo divertiti, spero abbiate fatto altrettanto anche voi. Ma andiamo in archivio anche il 30° Memorial Mario Vecchiato. Grazie a tutti per averci seguiti. Una risentirci e una arrivederci sulle frequenze di BHTV e FVG Sport Channel. Ciao a tutti.